Come anticipato poco fa, seconda parte di Sardegna Verde, siamo nell'azienda agricola degli Evaristiani di Serramanna, accanto a Giuseppe e ad altri amici alle prese con gli arrosti. Una tecnica di cottura particolare questa, Giuseppe. Ci racconti un po', perché è così scuro? È a bruschiato o no? No, quello è, prima va bruschiato, poi il sangue si mette quando lo scuoie in un recipiente, li metti il sale, lo giri per non cagliarsi, poi dopo fatto l'appendi il maialetto e con uno straccio gli passi il sangue, esce così. Quanto impiega a cuocere con questa tecnica? Un'ora e mezza, lasciato da sé, girando da Quindi sé. adesso si asciuga, poi tra poco diventerà croccante. Esattamente, e finisce la cottura così. Poi ci vediamo tra poco, ma intanto vedo una graticola che dovrà custodire che cosa? È satrottovia, cioè sì, l'interiore del maiale. Allora sì. signori, ci vediamo tra poco. Ci mancherebbe. Grazie. Un'azienda agricola, questa degli Evaristiani, Priamo a tutti gli effetti, eh? Sì, questa è un'ottima azienda che forse in zona, nei nostri territori ce n'è pochissima. Fa un po' di tutto, fa dalla viticoltura alla cericoltura alla zootecnia. Allora, Priamo Picci è un bravo imprenditore agricolo, mi passi l'aggettivo, Priamo, ma lei è anche presidente del Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive, oltre ad essere presidente della Coldiretti a Serramanna. Oggi è con noi in quanto presidente dell'ARPOS, Associazione Regionale Produttori Ortofrutticoli Sardi. Siamo all'indomani, diciamo, dalla chiusura della campagna del pomodoro da industria. Come è andata? Ma come è andata? Purtroppo non è andata bene. Non è andata bene per due motivi: uno per l'andamento climatico che c'è stato, troppo caldo quest'estate con 40-42 gradi, e abbiamo avuto delle perdite sul campo in un modo pazzesco, eccessivo, anche il 40% di prodotto lasciato nei campi. Ma alla fine c'è stato quel po' che siamo riusciti a produrre, che con un quantitativo già contattato di 200.000 quintali, siamo riusciti a portarli dentro con delle qualità eccezionali. Questo, almeno su quel lato, abbiamo fatto qualcosa di buono. Il nostro mondo purtroppo però di utili ne sta rimanendo poco. Abbiamo iniziato il percorso per conto lavorazione di farci lavorare del prodotto dalla casa per poter poi vendere nei nostri mercati di Campagna Amica della Coldiretti il nostro prodotto davanti proprio ai nostri, cioè ai consumatori. Per cercare di dare quel valore aggiunto, ci stiamo provando un valore aggiunto sia all'agricoltore e possibilmente anche al consumatore. Stiamo già predisponendo, molto probabilmente già dal prossimo novembre, molto probabilmente troveremo nelle piazze dei mercati nostri di Coldiretti il nostro prodotto di Arpos di Campagna Amica. Grazie Priamo, torniamo ora a San Luri, nella bella cantina che ci ha ospitato nella prima parte, per parlare di quantitativi, di quante bottiglie si producono, insomma un po' di numeri, sentiamo. Allora, per adesso abbiamo prodotto la vendemmia del 2011 con circa 8.000 bottiglie, 2012 saremo sui 40.000 bottiglie. A regime andremo fra 3 anni con 350-400.000 bottiglie. Spero di non superare quella quantità, perché in effetti ho detto prima che si farà solo un prodotto di qualità. Non è proprio nicchia, però un prezzo medio-alto sul mercato. La nostra idea è proprio di andare nei mercati internazionali, coprire la Sardegna con i punti più importanti, però presumo che lo sviluppo della Sardegna sia portare il prodotto fuori, in modo che si crea un po' di economia in più da quella attuale, e pregherei anche comunque tutti gli imprenditori di non farsi trascinare in questo momento dal fatalismo che impera su tutti gli imprenditori. Allora, buongiorno Nenne, ce la fa a scendere? Tranquillo? Sì, buongiorno. sì, buongiorno. Sì, tranquillissima. Come si chiama la cavalla? Sennoredda. Allora Nenne, diciamo subito che qui nell'azienda agricola degli Evaristiani lei coordina l'attività della fattoria didattica, ecco.
che cosa fate con i bambini? Allora noi accogliamo scolaresche dalla scuola materna, scuola primaria e scuola media inferiore. E accogliamo scolaresche e li facciamo passare una giornata diciamo all'aperto, ma sia di didattica che ovviamente sono in gita anche di divertimento, ma curiamo molto il settore didattico. Oggi abbiamo difficoltà perché domenica, quindi non siamo riusciti a trovare una scolaresca, ecco. Però so che proprio la scorsa settimana avete finito con la vendemmia. Sì, abbiamo appena finito con la vendemmia, infatti ancora abbiamo qui i secchi, le ceste, perché portiamo i bambini in vigna a raccogliere l'uva, poi visitano la cantina e il pomeriggio pigiano l'uva come si faceva un tempo, tutti scalzi, e lo fanno qui nel piazzale. E poi in altri momenti si fa il formaggio, quando c'è il latte di sì, pecora. Adesso le prossime scolaresche le avremo in novembre con la raccolta delle olive, poi invece in primavera dal 1° marzo in poi faremo il percorso del formaggio, della pasta, dell'orto. Quest'anno abbiamo anche un nuovo percorso che è un percorso sull'alimentazione proprio dei bambini, sull'importanza della sana alimentazione, quindi lì ci rientra tutto, ci rientra l'orto, ci rientra l'alimentazione degli animali, il latte sano, ci rientra tutto. Poi in questa attività didattica sono molto aiutata proprio nella parte didattica da un'amica che è dottore agronomo, che si occupa proprio di seguirmi, di curarmi nella parte proprio tecnica, quindi diamo comunque informazioni assolutamente tecniche anche ai bambini piccoli. E poi c'è la fortuna anche di vedere i cavalli, molti non li hanno mai visti. No? Assolutamente, se per questo non hanno mai visto neanche pecore alcuni. Migliaia di pensionati in subbuglio anche in Sardegna. Ignazio, per quanto riguarda la 14ª non dovuta da restituire, com'è la situazione? Beh sì, l'istituto in questo periodo sta richiedendo ai pensionati la 14ª mensilità erogata qualche anno fa. Si tratta di una prestazione che è dovuta alle pensioni minime, tant'è viene erogata a coloro che hanno una pensione praticamente appena al di sopra del trattamento minimo. L'Istituto ha mandato una lettera dicendo appunto ai pensionati che recupererà queste somme in 12 mensilità, anche se poi in realtà il presidente dell'Istituto dell'Inps, Mastra Pasqua, proprio in una recente intervista ha detto che forse dilazionerà questo periodo in 36 mesi. Quello che diciamo noi è questo: chi dovesse ricevere questa lettera comunque è opportuno si rechi presso i nostri uffici del Patronato dei Pagacoldiretti, perché comunque sono da verificare queste situazioni. Chi è dovuta? Cioè chi è che ha diritto ad avere allora, la 14ª mensilità viene erogata a coloro che hanno almeno 15 anni di contributi, se dipendenti, o 18 anni se autonomi. Viene erogata normalmente nel mese di luglio e oscilla tra i 250 e i 500 euro, quindi è una mensilità una tantum che viene data appunto una volta all'anno. È però riservata appunto a coloro che hanno pensioni molto basse, tant'è che il limite di reddito è legato all'integrazione al trattamento minimo. Praticamente occorre stare sotto i 9.300 euro per aver diritto a questa prestazione. Allora, grazie Ignazio. Come lei sa, a Olbia lunedì c'era il Ministro delle Politiche Agricole Catania, c'era anche il vostro leader nazionale Sergio Marini, che ha fatto tappa all'Agribottega di Sassari. C'eravamo anche noi con Fausto Spano. Io penso che la filiera corta, la valorizzazione del territorio con i meccanismi del farmer market di Campagna Amica e della bottega siano una delle strade possibili per riportare reddito al produttore e soprattutto per riabituare il consumatore a valorizzare i prodotti della propria zona, del proprio territorio e pertanto la propria economia. È un pezzo di futuro del Paese che poi serve anche per recuperare quella credibilità delle nostre produzioni per esportarle in giro per il mondo. Il Made in Italy è molto apprezzato, dobbiamo crederci soprattutto noi. In che modo tutelare quello che sono i prodotti tipici della Sardegna? Ma la prima questione secondo me è una questione di verità, cioè noi dobbiamo raccontare la verità al consumatore in maniera molto concreta, etichettatura, tracciabilità, raccontare le storie dei produttori. La bottega è una straordinaria occasione perché esistono lì, sono presenti i produttori che raccontano quello che c'è dietro a un prodotto, che è molto di più del valore nutrizionale, ma è la storia, la tradizione, la cultura, i sacrifici, il lavoro di quel territorio. Tutto questo messo insieme sono una serie di componenti immateriali che danno valore a qualcosa che noi dobbiamo appunto differenziare rispetto a tutto ciò che invece viene proposto nel mondo globale. L'Italia e penso la Sardegna in particolare sono regioni ricchissime di valori immateriali. Se noi
riempiamo i nostri cibi delle grandi componenti immateriali, penso che nel mondo siamo imbattibili. Non a caso tutti ci imitano, per cui questa del cibo, del cibo legato al territorio, sicuramente è una delle strade che dobbiamo percorrere per rilanciare il paese. Noi come Coldiretti, in maniera, voglio dire, molto umile ma pragmatica, lo stiamo facendo, mettendo in piedi una serie di iniziative e credendoci veramente. Buongiorno Vincenzo, siamo ancora in attività con la vendemmia? Sì. Stiamo macinando il Nuragos, adesso stiamo lavorando il Nuragos. Quante tipologie di vino si producono da voi? Sono 5, il Greco, Sangiovese, Monica, Malvasia e Nuragos. Voi fate qui la vendita diretta, ho visto i cartelli, quindi il vino sfuso. Sì, noi vendiamo direttamente al... Imbottigliate anche? No, imbottigliamo così solo qualcosa, per il piacere, così, no? per il piacere, appunto, qualcuno che la vuole regalare. Il nostro obiettivo principale sono le vigne. Ecco, Ricordiamo qual era lo scopo quando il fondatore tirò su la casa, era quello di aiutare gli orfani della zona. Sì, lo scopo era quello di aiutare gli orfani a farsi grandi e uomini soprattutto, appunto. E adesso ci si impegna a tenere viva l'azienda agricola e a insegnare ai bambini a rispettare la campagna. Facciamo la fattoria didattica, appunto, e vedo che i bambini sono abbastanza contenti. Buon lavoro e grazie Vincenzo. Grazie. Qui si prepara la salsiccia, ma noi in chiusura approfittiamo per ricordare una scadenza importante che riguarda il Consorzio di Difesa. Sì, esattamente. Noi abbiamo aperto la campagna venerdì scorso, la campagna di autunno-inverno, e c'è tempo sino al 5 di novembre per assicurare tutte le colture invernali, sia orticole che agrumicole. Allora Antonello, la salsiccia, anche qualche spiedino stiamo preparando. Sì, stiamo preparando con molto semplice, spiedini di mirto. Li infiliamo per tenerla un po' unita, arrotondata e poi la mettiamo nella graticola. Quindi bastano 2, così poi la si può girare dal volume che c'è e via. E poi facciamo anche un po' di spiedini. Il spaghettino di maialetto lo facciamo sempre nella graticola, un po' di sale, un po' foglie di limone, è la prima da consumare. Benissimo Antonello, grazie a Marco Massidda e ad Angelo Palla, alle amiche e agli amici a casa. Tra poco c'è il telegiornale, ci ritroveremo con Sardegna Verde domenica prossima da Orune. L'augurio di una serena settimana, arrivederci.